Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Frode nel commercio di carburanti tra Sicilia e Campania che ha portato ad un maxi sequestro di beni per 7,5 milioni di euro di proprietà di una società risultata fittiziamente residente all'estero. Sono 48 le denunce ai danni di persone fisiche e giuridiche per contrabbando di prodotti petroliferi e reati fiscali. Terremoto nella sanità trapanese, scatta l'operazione Aspide. Nel complesso sono 17 i soggetti indagati per concorsi e appalti pilotati, in corso numerose perquisizioni domiciliari e locali. Sequestrati numerosi capi di abbigliamento e accessori in un negozio del centro di Catania. Contraffatti alcuni marchi irregolarmente registrati. Grazie alle indagini delle Fiamme Gialle è stato individuato anche il grossista, accusato del reato di commercio di prodotti con segni falsi e del reato di ricettazione. Muore Salvatore De Battista di 29 anni a Lampedusa, stroncato da un aneurisma cerebrale. Oggi si terranno i funerali nell'isola, proclamato il lutto cittadino dal sindaco Mannino. Dirottato volo Milano-Catania verso Palermo per probabile causa maltempo. Disavventura per i passeggeri che hanno subito un ritardo nell'atterraggio e che hanno dovuto recarsi autonomamente a Catania. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!